Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Una vera e propria escalation di violenze e intimidazioni a Palermo e provincia, dove il racket prende di mira adesso anche i lidi balneari. Domani ci sarà una manifestazione sul lungomare di Isola delle Femmine per dire no alle estorsioni. È definitiva la condanna a 3 anni di carcere per l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. Schianto violentissimo tra un'auto e una moto sulla statale tra Sciacca e Ribera. Muoiono 2 turisti 25enni americani. La direzione antimafia smaschera a Messina un sistema di discariche abusive e traffico illecito di rifiuti. Arrestati 2 fratelli, i resti dei lavori nei cimiteri lasciati nei torrenti che poi l'anno scorso sono esondati. Ha sacrificato la sua vita per le sue sorelle. A San Giovanni la Punta, nel catanese, l'ultimo saluto a Suor Nadir, che gettandosi in mare a Baccarizzo ha consacrato la sua vita al Signore, gremita la chiesa durante i funerali. Il ministro dello sport Abodi oggi a Messina guarda al futuro dello stadio Franco Scoglio di Messina, appunto, ma soprattutto parla anche delle possibilità che Palermo rientri tra le 5 città italiane che ospiteranno gli europei del 2032. Calcio, Catania testa a porte aperte oggi al Massimino. Nella corsa del Catania verso la B, i rossazzurri sfideranno il Lecco domenica sera. Il Palermo in ansia per Palumbo, il trequartista in forte dubbio per la gara di andata della semifinale playoff domenica a Catanzaro. Inzaghi prepara le alternative e un possibile cambio di modulo. Bentrovati. Nuove intimidazioni da Palermo alla provincia. Il racket prende di mira adesso anche i lidi balneari e chiede un pagamento per consentire lo svolgimento sereno delle attività estive. Da Sferracavallo l'allarme si allarga a Isola delle Femmine e Capaci. Manlio Viola. Sono almeno 7 le nuove intimidazioni portate a termine la scorsa notte nel Palermitano. Bottiglie piene di benzina accompagnate da un messaggio con la richiesta di 5.000 euro sono state lasciate davanti ai lidi del lungomare dell'immediata provincia di Palermo. Dopo Sferracavallo, il racket chiede il pagamento del pizzo anche alle attività balneari di Isola delle Femmine e Capaci. In 3 hanno denunciato subito, ma poco dopo i carabinieri hanno cominciato a seguire la pista. Stanno risalendo a tutti gli episodi analoghi, 7 quelli contati fino ad ora, ma potrebbero essere di più. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano sempre la medesima scena: 2 persone a bordo di un ciclomotore che arrivano, lasciano la bottiglia col messaggio e vanno via verso il prossimo lido. Ma i titolari delle attività hanno scelto di fare fronte comune, non si faranno intimidire. Tutti stanno denunciando, affidandosi alle forze dell'ordine per indagini e per dimostrare che la legalità è una scelta diffusa lungo tutto il litorale. 2 giorni fa il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica aveva disposto il rafforzamento dei servizi di controllo a Sferracavallo e allo Zen dopo una sequenza di altri episodi, dalle bottiglie incendiarie lasciate a Sferracavallo ai colpi di Kalashnikov sparati contro ristoranti, autorimesse, esercizi commerciali. E sull'escalation criminale è intervenuta anche la Chiesa. L'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ieri sera ha guidato la via Matris per le vie della borgata marinara di Sferracavallo a conclusione della giornata dedicata alla Madonna di Fatima. E per dire no alle estorsioni, l'amministrazione comunale di Isola delle Femmine ha organizzato per domani pomeriggio alle 18:30 una manifestazione nel lungomare, appunto per dire no alle estorsioni, dopo che 7 lidi sono stati presi di mira dal racket la scorsa notte, come sentivamo anche nel nostro servizio. La Cassazione conferma la condanna a 3 anni per il sacerdote ennese Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. Rinviato invece a ottobre il processo verso il vescovo Rosario Gisana e il vicario Vincenzo Murgano, imputati per falsa testimonianza. Oggi a Roma presente anche Antonio Messina, vittima dell'ex sacerdote, come ci racconta GR Italia.
È definitiva la condanna a 3 anni di carcere per l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, chiudendo uno dei casi più delicati che negli ultimi anni hanno coinvolto la diocesi di Piazza Armerina. La decisione conferma nella sostanza la ricostruzione dei fatti alla base della condanna in secondo grado per abusi sessuali su minori. Secondo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di appello, i comportamenti contestati a Rugolo erano caratterizzati da un approccio invadente e predatorio e da strategie di manipolazione psicologica. L'inchiesta ha scosso profondamente la comunità della diocesi e ha aperto uno scontro durissimo anche all'interno della Chiesa siciliana. Oggi a Roma era presente assieme ai genitori anche Antonio Messina, la vittima che per prima aveva denunciato gli abusi attribuiti a Rugolo. Per anni il suo racconto è rimasto isolato fino all'apertura dell'indagine e al processo culminato con la conferma definitiva della condanna. Resta invece ancora aperto il filone giudiziario che riguarda i vertici della diocesi. È stata rinviata all'8 ottobre l'udienza prevista oggi al Tribunale di Enna per il vescovo Rosario Gisana e per il vicario giudiziale Vincenzo Murgano. I due sono imputati con l'accusa di falsa testimonianza proprio nell'ambito del processo a Don Rugolo, un procedimento che continua a accendere i riflettori sui presunti silenzi e sulle eventuali coperture interne alla diocesi, mentre la sentenza della Cassazione mette un punto definitivo nella vicenda giudiziaria dell'ex sacerdote. Drammatico incidente stradale sulla statale 105 a Sciacca, nei pressi del bivio San Giorgio. 2 giovani turisti statunitensi in sella ad uno scooter di grossa cilindrata hanno perso la vita dopo lo scontro con un'auto che si è poi ribaltata, come ci racconta Davide Sardo. Tragedia sulla statale 115 a Sciacca. 2 giovani turisti statunitensi hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio San Giorgio. Le vittime viaggiavano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata preso a noleggio. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un'auto lungo un tratto rettilineo della carreggiata. Dopo l'impatto la vettura si è ribaltata finendo in un terreno accanto alla statale. Per i 2 giovani centauri non c'è stato nulla da fare. I sanitari 118 arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, ferito in modo lieve il conducente dell'auto, trasferito in ospedale per accertamenti. La statale 115 è stata temporaneamente chiusa al traffico, la circolazione è stata deviata sulle strade secondarie con lunghe code e rallentamenti in tutta la zona. La polizia stradale sta ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. A Messina la DIA scoperchia un sistema di appalti, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti. Arrestati 2 fratelli, interdittiva per un imprenditore edile, i resti dei lavori ai cimiteri lasciati nei torrenti che poi nel 2025 sono esondati. Angelo Gagliano. Appalti pubblici, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti. E questo è il quadro emerso dall'operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Messina, coordinata dalla DDA Peloritana. 3 le misure cautelari eseguite, 2 fratelli sono finiti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore edile è stato colpito da una interdittiva con una sospensione dell'attività per 1 anno. Contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità mafiosa. Nel corso dell'operazione sequestrate anche 3 aree utilizzate, secondo gli investigatori, come discariche abusive per lo smaltimento illecito di materiali provenienti dai cantieri edili. In totale sono 21 gli avvisi di garanzia notificati. Al centro dell'inchiesta anche il traffico illecito di rifiuti speciali. Tra i siti individuati dagli inquirenti c'è la foce di un torrente cittadino dove sarebbero stati scaricati oltre 200 metri cubi di rifiuti con gravi rischi sul piano idrogeologico. Alcuni sversamenti sarebbero avvenuti anche in concomitanza con le esondazioni registrate nei primi mesi del 2025. Un altro terreno, secondo l'accusa, era diventato una vera e propria discarica abusiva. Lì sarebbero stati riversati anche materiali provenienti dal cimitero monumentale di Messina e da quello di Granatari. Tutte le aree interessate sono state poste sotto sequestro. Secondo la DIA, l'impresa sarebbe stata utilizzata come schermo per consentire ai 2 fratelli di gestire direttamente attività di movimento terra, trasporto e smaltimento dei rifiuti. A Catania la polizia ha fermato 2 corrieri della droga, un uomo e una donna provenienti dalla Calabria con 28 kg fra cocaina e hashish. I 2 viaggiavano a bordo di 2 auto, in una c'era anche un minore. Sono stati fermati al casello di San Gregorio. All'interno delle auto erano stati nascosti 9 panetti di cocaina e 22 di hashish. I 2 corrieri sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente e sequestrata la droga.
A San Giovanni La Punta adesso per l'ultimo saluto a Suor Nadir, morta annegata a Vaccarizzo per salvare alcune consorelle. Monsignor Luigi Renna, gioia ma anche mestizia. Suor Nadir ha incontrato il suo sposo. Ci racconta tutto Tonino De Mano. Il rumore del mare in tempesta che l'ha trascinata a sé fino a farla morire annegata. Il silenzio di una comunità attonita per l'improvvisa perdita, ma anche canti di gioia perché Nadir regalava gioia e dispensava sorrisi. E la sua gente l'ha voluta salutare con le lacrime e tanti messaggi d'amore e speranza. La chiesa madre di San Giovanni La Punta, seppur maestosa, è sembrata piccola per contenere tutti. Balzava agli occhi la presenza di molti giovani che proprio Suor Nadir aveva avvicinato in questi anni in Sicilia. Venuta dal lontano Brasile per portare il suo dono d'amore, d'altruismo e generosità, lo ha sottolineato più volte durante l'omelia Monsignor Luigi Renna. Per lei, per Suor Nadir, non è più semplicemente un simbolo, è una realtà, perché oggi vede lo sposo che l'ha chiamato, l'ha incontrato. Noi ci facciamo partecipi di questa sua gioia, anche se il nostro cuore è colmo di mestizia. Toccante il ricordo della madre superiora delle suore carmelitane. Suor Nadir nutriva un desiderio profondo e sincero di insegnare alle persone ad avere una fede solida. Non si contentava della superficialità, voleva che ogni persona incontrasse Dio in modo autentico, con radici salde, con convinzione. Suor Nadir verrà sepolta nella cappella delle suore carmelitane presente nel cimitero di San Giovanni La Punta. Il ministro dello sport Andrea Abodi oggi a Messina ha visitato il Francoscoglio e ha anticipato come Palermo sia una delle città candidate ad ospitare gli europei del 2032. Vediamo. Il futuro dello stadio Francoscoglio di Messina, ma soprattutto le possibilità che Palermo rientri tra le 5 città che ospiteranno gli europei del 2032. La visita del ministro dello sport Andrea Bodi a Messina è stata soprattutto elettorale per appoggiare il candidato del centrodestra Marcello Scurria, ma al centro degli incontri ci sono stati gli impianti cittadini, a cominciare dallo stadio e dalla sua copertura. Va riqualificata, ha detto, ma con una visione oltre Euro 2032. Si apre una seconda fase entro la fine dell'anno, che non riguarderà Euro 32, che avrà quindi un suo iter ulteriore separato, e riguarderà tutti. La cosa fondamentale è che entro la fine dell'anno si inizi a lavorare per predisporre gli atti formali e anche gli studi di fattibilità, i piani economici finanziari, che consentano la riqualificazione anche di questo bene. Quindi che Messina possa ambire ad ospitare l'Europeo è escluso. Non è così per Palermo, che invece è una delle favorite, soprattutto perché legata al nuovo stadio. È una competizione che viaggia sulle ali dell'efficienza, amministrativa, della collaborazione, e il commissario straordinario Sessa sta lavorando in collaborazione con il Comune, la Regione e il Club, tutti e tre soggetti molto attivi. Siamo alla conferenza dei servizi decisoria, quindi siamo alle soglie del salto di qualità ulteriore. Io sono molto fiducioso che questa progettualità possa andare a competere in modo anche definitivo, ma la cosa che mi ha più convinto è che questo progetto lo hanno voluto a prescindere, perché è un bene della città. Andiamo a Palermo, dove c'è attesa per la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla gestione della spiaggia di Mondello. Potrebbe tornare libera o rimanere per un altro anno in gestione alla società italo-belga. Notte nel lido per gli attivisti di controcorrente con la Vardera. Luca Ciliberti. Mondello alle ore contate, a breve si capirà che destino avrà la spiaggia più amata dai palermitani. È attesa infatti per queste ore la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla richiesta di sospensione cautelare della decadenza della concessione, richiesta a sua volta dall'assessorato regionale al territorio che la società italo-belga detiene da più di 100 anni. Il problema sarebbe quello di garantire l'ordine pubblico. Siccome non si sa, la regione e il comune non sono stati in grado di dare un'alternativa per evitare il periculum, quindi l'ordine pubblico, il disastro, la gente che in qualche modo non sappia cosa fare, e in questo momento è meglio in questo momento sospendiamo e capiamo e mettiamo in mano la italo-belga. Sì. Ma siccome in questo periodo sia il sindaco di Palermo
mio avversario politico con cui abbiamo avuto diversi scontri, sia l'assessore Savarino, mia avversaria politica con cui abbiamo avuto diversi scontri, ma a cui riconosco a entrambi che hanno presentato un piano dettagliato. Noi siamo arrivati anzitutto per i tornelli, per i recinti che c'erano, per contestarli, e li abbiamo fatti togliere in tutta la regione Sicilia, in tutte le spiagge siciliane, e poi però è emerso molto di più, sono emerse le ambiguità, insomma i rapporti molto molto pericolosi della società italo-belga con soggetti particolari e con famiglie mafiose. Due gli scenari che si prospetterebbero. Il primo, se il CGA confermerà la decisione del TAR, la revoca della regione resterà valida. La società italo-belga dovrà sgomberare definitivamente la spiaggia e la regione potrà fare ripartire le gare per assegnare i 13 lotti in via temporanea. Secondo scenario, il CGA potrebbe sospendere la revoca accogliendo così l'appello della società italo-belga, che resterebbe in concessione almeno fino a quest'estate. Svolta per l'ISAB di Priolo, la raffineria torna in mani italiane con il gruppo campano di Ludoil, atteso adesso il sì del governo. Lorena Dolci. La raffineria ISAB di Priolo torna a parlare italiano, anzi napoletano. Il più importante impianto del paese è stato acquisito al 51% dal gruppo Ludoil Energy della famiglia campana a Maturo, cresciuta da Nola nella distribuzione e nella logistica petrolifera. Non è un semplice cambio di azionista. L'ISAB di Priolo Gargallo, nel cuore dell'area industriale di Siracusa, è il più grande impianto del Mediterraneo e un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale. Produce circa 320.000 barili al giorno, pari a un quinto della capacità di raffinazione del paese. La nuova proprietà arriva dopo una fase molto delicata. Fino al 2023 la ISAB era nell'orbita russa di Lukoil. Dopo le sanzioni legate alla guerra in Ucraina era passato al fondo cipriota Goi Energy, adesso rientra nel controllo italiano. L'operazione dovrà però passare al vaglio del governo, che può esercitare il diritto di veto sui settori strategici. Golden Power permettendo, il più grande impianto di raffinazione italiana entra a far parte del gruppo fondato dalla famiglia campana, che si attende ricavi superiori a 10 miliardi di euro annui, un progetto di rilancio internazionale che guarda alle bioenergie e alle fonti rinnovabili. Sul fronte occupazionale l'azienda garantisce la continuità per i circa 1.000 dipendenti diretti e i 1.500 dell'indotto. Non è noto invece il prezzo ufficiale della compravendita che sventola bandiera tricolore. A Siracusa adesso idrocarburi 3 volte sopra il limite massimo, il dato che emerge dai campionamenti effettuati dall'Agenzia per l'Ambiente dopo l'aria irrespirabile di ieri mattina. 124 le segnalazioni arrivate all'app Nose in appena 3 ore, pensate. Francesco Loi. Che dobbiamo fare? Se lo dobbiamo assorbire e basta, chiudiamo le finestre e non se ne parla più. La conferma ufficiale non c'è, ma i forti odori di idrocarburi dovrebbero essere partiti da qui. Mercoledì mattina, soprattutto a Siracusa, ci si è svegliati con un'aria irrespirabile e il pensiero è subito andato alla raffineria. Ho chiuso tutto perché non si poteva stare completamente e naturalmente dalla zona, io abito qua a Scala Greca, quindi mi è venuta proprio una ventata incredibile. Nella stazione di Belvedere, zona nord, l'ARPA ha rilevato una concentrazione oraria di biossido di zolfo di 37 microgrammi per metro cubo. Secondo gli esperti è stato proprio questo a fare percepire il cattivo odore. Da attenzionare però anche i valori degli idrocarburi non metanici. La soglia è di 200 microgrammi per metro cubo, ma alle 8, nelle stazioni di Via Gela e Pizzuta, sempre a Siracusa Nord, il valore è stato più che triplicato. Adesso non resta che capire la causa di tutto ciò. Si sente sempre, specialmente d'estate. Con il caldo si sente di più. A Palermo adesso in migliaia anche oggi allo Stadio Barbera per salutare Alessia La Rosa, la piccola di 8 anni morta per un tumore. La mamma ha detto Alessia ha unito le tifoserie di tutta Italia. Marco Gulla. Lacrime e commozione allo Stadio Barbera per la camera ardente di Alessia La Rosa, morta a soli 8 anni per un tumore. I funerali della bimba, tifosissima del Palermo, affetta dalla malattia da quasi 7 anni, sono in programma domani nella cattedrale di Palermo. Migliaia di tifosi che anche oggi, nel secondo giorno di camera ardente, vogliono dare un ultimo saluto alla piccola Alessia. La madre della bambina ricorda anche il legame che la piccola aveva con il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre. Per lei il Palermo nasce dal suo amichetto Joshua,
che non era a conoscenza. Quindi Joshua l'ha portata qua, in curva nord, e lei se ne è subito innamorata. E tutte le volte che prima entrava con Jacopo, poi mi diceva: mamma mia, io non posso rimanere in tribuna, devo ritornare dalla mia curva. Lei si arrabbiava se qualcuno mi facesse fare il coro, quindi lei prendeva quel megafono e doveva fare dei cori. A lei piaceva fare tanto questo. Presente anche il presidente del Palermo Dario Miri, che nel ricordare Alessia ha detto: la chiamavano la guerriera, ha dato una lezione di dignità a tutti, guardava in faccia la morte e non abbassava mai lo sguardo. Ambiente adesso, perché la Sicilia conquista 16 bandiere blu. New entry Lipari, alle Eolie e Santa Maria del Focallo ad Ispica. Tonino De Mana. Tempo di mare e tempo di bandiere blu, riconoscimento per le località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi a numerosi parametri, dalla validità delle acque di balneazione alla pulizia delle spiagge e gli approdi, passando per l'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria e dei servizi turistici. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto al 2025. A fare la parte del leone la Toscana, che ottiene ben 35 bandiere blu. La Sicilia ne conquista 16, racchiuse però in sole 3 province, Agrigento, Messina e Ragusa. Nel messinese confermano il riconoscimento Ali Terme, Nizza, Roccalumera, Furci, Santa Teresa e Mazzeo, Taormina, litorali tra l'altro seriamente danneggiati dal ciclone Harry. New entry per il 2026 Lipari, Eolie e Santa Maria del Focallo ad Ispica nel Ragusano. La musica di Annalisa ha conquistato Messina in 2 concerti, pubblico in delirio fra spettacolo e coreografie scenografiche. Vediamo Triolo. Un viaggio diviso in zoni. Annalisa ha infuocato per 2 sere consecutive il Palla Rescifina di Messina, facendo registrare altrettanti sold out. Uno spettacolo intenso con diversi cambi d'abito, coreografie e scenografie che hanno coinvolto il pubblico e un palazzetto in delirio. Non si è risparmiata, ha cantato, ballato, interagito con il pubblico, uno show di 2 ore e mezza che attraversa tutta la sua storia musicale, dagli esordi alle più grandi hit. Poi con la cantante esplosa da Amici viene accompagnata da 6 ballerini e 8 ballerini, con ritmi incalzanti ma anche con melodie e cover come Sweet Dreams che esaltano la sua voce. E poi ci sono i grandi successi, quelli che tutti cantano, che tutti ballano. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il Catania che oggi ha pescato il Lecco come avversario dei quarti dei play-off. Nel pomeriggio ha giocato un test a porte aperte con il Santa Venerina. Caturano protagonista con 4 reti nel 10-0 finale. Marco Carli. Nel giorno del sorteggio dell'accoppiamento con il Lecco nei quarti di finale, esordio negli spareggi promozione, il Catania si regala un pomeriggio con i propri tifosi al Massimino, prima dell'avvio del momento decisivo della stagione. Consapevoli della maglia che indossate, il momento è adesso. Questo il messaggio che arriva dagli spalti della tribuna B aperta al pubblico in vista dei play-off e del primo match previsto a Rigamonti Ceppi di Lecco domenica alle 20:45. I rossazzurri hanno provato i possibili interpreti della partita in un test con il Santa Venerina terminato 10-0 nel primo tempo. Davanti a Dini giocano Pieraccini, Miceli e Ierardi, a centrocampo Di Tacchi e Quaini, Raimo e Celli sugli esterni, Bruzzaniti e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. 5 reti nella prima frazione con la doppietta iniziale di Raimo e poi gol di Forte, Bruzzaniti e Cicerelli. Nella ripresa Toscano cambia tutti gli interpreti, c'è Betters in porta, in difesa Carnielutti con Ponzi e Allegretto, Casasola e Donnarumma agiscono sugli esterni, Menez e il 2010 russo in mezzo, D'Ausilio e Rolfini supportano Caturano, autentico protagonista della
dell'allenamento, poker per lui, poi in gol anche Rolfini. Un test che ha visto dunque tutti i protagonisti tranne Corbari e Lunetta. Anche una buona iniezione di fiducia è arrivata dai tifosi che hanno urlato a gran voce la loro voglia di vedere il Catania in palcoscenici diversi e che a fine allenamento hanno chiamato la squadra sotto la tribuna dove erano assiepati per incoraggiare ulteriormente il gruppo. Tanti applausi, tanta voglia di Serie B, da domenica si fa sul serio, da Lecco parte la rincorsa rossazzurra. Il Palermo si avvicina all'esordio ai play-off con ansia e apprensione per le condizioni di Antonio Palumbo, che ieri ha rimediato un infortunio durante l'allenamento. Rosanero che domenica sera scenderanno in campo a Catanzaro senza i propri tifosi al seguito. Marco Gulla. È scattato il countdown verso la gara d'andata della semifinale playoff che il Palermo giocherà sul campo del Catanzaro domenica alle 20. L'ambiente rosanero però vive ore di apprensione per le condizioni di Antonio Palumbo, fermatosi durante l'allenamento di ieri a causa di un trauma toracico costale e di un trauma distorsivo al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati a Villa Sofia hanno fortunatamente escluso complicazioni gravi alle costole e al ginocchio, ma la presenza del trequartista napoletano per l'andata della semifinale di domenica contro il Catanzaro resta in forte dubbio. Inzaghi si trova quindi costretto a studiare un piano B per sopperire all'assenza di un elemento difficilmente sostituibile per qualità e visione di gioco. Il candidato principale a rilevare il posto di Palumbo è Gyasi, che ha già ricoperto quel ruolo in diverse gare. Tra le opzioni al vaglio di Pippo Inzaghi figura anche l'inserimento di Dennis Jonsen. Non è esclusa nemmeno una variazione tattica verso il 3-5-2 che permetterebbe di schierare Poyampalo, Leduaron e un centrocampo più folto con il ballottaggio tra Giovane e Gomez per contrastare meglio il palleggio giallorosso. Intanto trasferta vietata ai tifosi rosanero, che quindi non potranno supportare la formazione di Inzaghi in Calabria. Ancora una pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per questa edizione di TG Sicilia, dunque è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata, arrivederci.